salario del 2, le agevolazioni previste devono essere compensate con una maggiore aliquota che porta il 2, quando è il 2,50, 2,60, 2,80 se non sbaglio. No, dico 1,50. No, dico, comporta le agevolazioni che tu vai a fare, devono essere poi compensate con... Compensate che non o con risorse, ma questo per questo voglio dire, è una preoccupazione la poi fermo restare. Se deve essere compensato con la stessa INPS, se ci sono previste agevolazioni con la TASI, se ci sono previste agevolazioni con la TASI, la stessa TASI dovrebbe poi dare un pochettino come la TASI. Questo deve farlo aggravare sulla tassa. No, quello sulla TASI. Cioè, No, il principio è lo stesso. Se tu fai l'agevolazione, tu devi ridistribuire tra tutti su quello. No, ho capito. Allora, la stessa cosa vale pure per questo. Se tu fai l'agevolazione, no, ma questa è io la domanda era se valeva pure il consigliere l'ha posta. Allora, chiedo scusa. Allora, la situazione è molto semplice. Questa Io volevo finire il intervento sinceramente. allora, Cioè, penso che pazienti quando inizia. No, ma era giusto dire. No, se era per questa sera l'agevolazione, allora bisogna rifare i conteggi. È un'altra preoccupazione in realtà, perché sinceramente 2 o 3 persone mi hanno chiesto nei giorni passati informazioni per proprio il discorso cane. Perché da quello che io so, mi hanno riferito insomma, quindi sono voci, vorrei confermare il Consiglio Comunale, ci sono 2 o 3 cani nel nostro comune che sono intestati al comune di Roscigno e dati in gestione, come dire, vengono amministrati, vengono sfamati e cose da altre persone. Io vorrei sapere se è vero, perché queste voci sinceramente già ho avuto modo di riferire tante cose in Consiglio Comunale qualche anno fa, a me non piacciono. Quindi, se sono voci che circolano, dobbiamo sapere se è verità oppure no, in modo tale che vengono smentite queste voci oppure si dà credere a quello che si dice in giro. Quindi, se domani sei qui, io domani ti faccio copia delle relazioni che sono state presentate dai vari responsabili e dove mi è stato comunicato che cosa era la mia competenza e che cosa prendevo in carico. E i cani non ci sono. Quindi questa cosa io l'ho sentita dire e non l'ho sentita dire. Quindi bisogna verificare questi cani se sono stati al comune e chi li ha in gestione. Sai, sono man mano che andiamo avanti, sai, qualcuno ti dice qualcosa, sperare. no, l'assurdo è... Però io vorrei partire, a prescindere dalla verifica che andremo a fare per i cani, che è questa qui. No, che magari qualcuno ci va con queste 2 idee, per quello io... Però noi volevamo partire con una riduzione legata, diciamo, un'agevolazione legata al recupero di quei soldi che noi attualmente spendiamo per i cani che abbiamo a Germania, oppure morto. Quindi c'è rimasto in carico questo cani. Allora, nell'agevolazione non vogliamo andare a vedere le aliquote, ma vogliamo dire io non spendo più 900 euro, quindi di questi 900 euro chi si fa carico di adottare quel cane presso il canile municipale o il canile di Giro Marino avrà un'agevolazione. E l'agevolazione non supererà mai l'importo che il comune di Roscigno paga annualmente, 900 euro, perché penso che 900 euro di tassa cittadino massimo di tassa, può arrivare a 200 euro di tassa. quindi sicuramente oltre a fare l'agevolazione noi abbiamo anche un introito maggiore delle tasse non hanno capito. Poi per quanto riguarda il procedimento dei microchip ai cani intestati al comune, qui bisogna andare a regolamentare questa cosa perché ci conosciamo totalmente, se ce l'abbiamo e chi li gestisce. No, perché cioè, non si può, quello spezzare. Ma c'è una cosa specifica. No, In caso che sono con microchip sono facilmente identificati. Sì, ne ho permesso, allora, se una Basta persona andare ha questo, sveglia la mattina, se lo verificare tranquillamente sull'ufficio personale, cioè qua no, si è preso No, però ti dicevo, io adesso non conosco quali sono gli accordi tra questa pseudo persona che ha in gestione questi presunti cani tra state al comune. no, io volevo mettere in evidenza queste cose, desidererei che il segretario potesse proprio queste carte.
altro, cioè senza dare spiegazione a nessuno. Alcune cose dobbiamo metterci in testa, lo dico anche lei sindaco, che insomma i sindaci cambiano, ma mi sembra che le situazioni insomma se non si affrontano poi non vanno ad essere modificate, che la casa comunale e il comune è un qualcosa di tutte le cose che vengono fatte devono essere pubblicate l'anno per dopo. Cioè non è che qua ci svegliamo, io vengo sul comune la mattina, dice oggi ho voglia di fare questo e faccio, non va bene. Io parlo dei cani perché mi è stato riferito, ma qualsiasi cosa accade su questo comune si fa sempre allo stesso modo, cioè ognuno fa quello che vuole come se fosse a casa propria e non va bene. Cioè questo è il problema grosso che volevo evidenziare. Siamo tutti, i cittadini ci stanno, ci sono le riprese, quindi penso che chiunque vada a vedere questo filmato adesso capisca che quando qualcuno di noi diventa amministratore non viene qua sopra a fare quello che vuole, viene qui sopra, ministri, bene comunale, bene pubblico, bene di tutti, deve dar conto alle persone dei soldi che spende e di qualsiasi cosa fa. Cioè non è che uno può pensare di fare quello che vuole con la ripartita. Scusate l'inciso, forse fuori luogo, ma mi sento di farlo perché tutte queste voci che circolano a me sinceramente non stanno per nulla bene. Dico, sarebbe una grande cosa già la riconoscenza di quello che c'è qui dentro. Cioè fanno tutti orecchie da mercante, cioè è una cosa Per che assicurare il consigliere che qualsiasi richiesta che sarà fatta da oggi in avanti, ma credo che anche nei mesi scorsi, qualsiasi richiesta di qualsiasi tipo, questa amministrazione sarà pienamente trasparente, insomma. Cioè secondo le norme di legge, della trasparenza, ma giusto per dire, insomma, che non c'è nessun modo, non c'è nessuna volontà da parte di questo che mi ascolta qualche anzi, ve lo dico ufficialmente, anche se è una cosa che ho fatto, anche se in mio ufficioso, richiesta all'ufficio preposto dei tabulati per quanto riguarda ogni singola persona, ogni singola famiglia, di pagamento del canone acqua e del canone della situazione. Cioè il dipendente che è dell'ufficio mi deve consegnare entro 10 giorni in tempo di ufficio, questi devono dare tutte le persone, perché non è giusto che se io pago 40 e tu paghi 50, io voglio capire perché io pago 50 e io pago 40. Lo dico in una maniera ufficiale, e quindi non appena avrò a disposizione, come capogruppo avrò a disposizione questa documentazione, ce la studieremo insieme e la porteremo all'attenzione del pubblico. Questo è fuori discussione. Su questa cosa l'amministrazione penso che sia abbastanza sugli atti sarà molto a prescindere che qui bisogna mettere in campo un sistema virtuoso per vedere come si riesce a governare in modo trasparente e chiaro. Però ritornando al discorso degli anni, io domani mattina, anzi il primo giorno lavorativo, diamo in carico al governatore dei vigili di fare la verifica di questi cani da chi sono custoditi e chiedergli da chi sono stati assegnati e con quale titolo. Perché quei cani eventualmente ci carichiamo l'operazione e eviteremo un affidamento, le famiglie di Oscillo che prenderanno in affidamento di cani avranno diritto a un'eventuale agevolazione di riduzione delle tasse. Perché con il recupero dei 900 euro penso che si può fare lo facciamo perché consideriamo quanto 200 però l'importante è verificare come è avvenuta, cioè quanti sono intestati il comune e come sono stati assegnati. anche perché Stiamo in carico al comandante dei vigili. No, per noi qualsiasi stimolo che viene dall'opposizione in senso, cioè, anche di conoscenza, perché purtroppo tante cose limitano a una paginetta di passaggio di consiglio. Posso, c'è qualche intervento? Non si è finito, se questa Sì, prego. allora stasera a parte il fatto che possa essere determinante per alcune questioni del resto sulla questione dei cani, che è una questione che questo affronteremo, sarebbe opportuno fare uno studio da stasera
sconto, no? Quindi poi indipendentemente da fare perché c'è questa attesa di massima, tutti quanti siamo d'accordo, ma fare lo sconto su una somma, voglio dire, noi spendiamo 900 euro, ci saranno 15 cani, 20 cani, 10 cani, 3 cani. Quanto inciderà sulla persona, quanto risparmierà effettivamente la persona o quanto corrisponderà effettivamente il beneficio? Se è un cane che uno adotta, tu quanto mi dai? 50% della tariffa base, fino alla concorrenza quindi di 900 euro. No, 50% No, tanti cani fino alla concorrenza di 900 euro, poi se magari se ce ne sono di più, voglio dire, capito? Insomma, Dovrebbe fa un attimo regolamentare. Fa un attimo. Adesso studiamo. Fa un attimo regolamentare. L'amministrazione si sta dicendo Fa un attimo regolamentare questa questione. Poi, non solo quello, ma se ne parliamo tanto, perché oggi non nasce oggi l'amministrazione, sono passati 2 anni, 5 anni, altri 5, ora è a 15. E quindi diciamo, soprattutto un po'. a me ogni volta che parlo penso che faccio il battute. No, ma io non gioco. No, ma non gioca a te. Non gioca a te. Ma non è preso le battute. Non gioca a te. Qui fino a quando stavo dicendo, quindi c'è bisogno di fare di prevedere un po' queste cose. I cani che sono stati effettivamente presi, alcuni conosciuti, per quanto mi pare sono state anche le ordinanze delle convenzioni delle associazioni animaliste. Diciamo perché ce n'erano tanti che c'erano sul il primo obiettivo, dicevo, io ho partecipato all'antagismo e altre cose, dice è prendere i cani e sterilizzarli e rimetterli lì sul luogo dove stanno, facendo attenzione a quei cani pericolosi o così li possono usare. In quel caso loro non li mettono sul territorio dove li hanno trovati, ma questa è una legge nazionale, e quindi vanno portati in Italia. Questa regolamentazione, questa agevolazione potrebbe, diciamo così, perché poi c'è anche un'altra legge che chi prende il culo del cane diventa automaticamente proprietario del cane. Su queste altre cose. Quindi che abbiamo tutto un tempo per studiare il regolamento, qualcosa. Mi interessa sapere se sono favorevole che viene l'abbattimento della tassa fino alla concorrenza di 900 euro, del 50%. La tassa di 1,50 non so quando possa incidere, 70 euro, 100 euro, quindi potrei pagare un risparmio di 50 euro, 30 euro, 20 euro, che cittadino. Dobbiamo vedere qual è il cittadino che poi, perché quella quella è rapportata io parlo dell'1,50%, parlo dell'1,50%, perché mi risparmio 1,50 per 1000, quindi parliamo di 1,50, non del 10,60 per 1000, è l'1,50 per 1000 che potrebbe essere 50 euro, 60 euro, del 50% potrebbe anche risultare una somma talmente esigua che non permette, cioè che non favorisce l'affidamento del cane. E su questo io vorrei un attimo diciamo, soffermarmi più compiutamente con regolamenti e con dei dati certi sulle cose. Poi, per quanto riguarda questa imposta, questa è una ulteriore imposta che l'amministrazione comunale ha scelto liberamente di adottare. Quindi sono nuove tasse. C'è una possibilità da 0 a 2,60, 2,50, 2,80, seconda altre cose, non si deve superare il tetto del 10,60 o del 6. Per questo è stata fatta l'agevolazione sulla prima casa che non paga quasi nessuno, che sono pochissime, perché è vero che dal 5 noi se mettiamo l'aliquota non dell'1,50 andiamo al 6,50, quindi oltre all'aliquota massima, e noi dovremo abbassare. Quindi questa operazione conta da 0,50 siamo a quasi irrisolto, ma siamo a quasi irrisolto, ma l'avete abbassato perché non avete abbassato l'aliquota IVA, cioè dell'1,50, perché potevate abbassare la tassa, scusami, la tassa non la potevate abbassare in quota e non l'avete abbassata, la tassa l'avete mantenuta inalterata, e quindi gioco forza che bisognava abbassare un'altra aliquota per mantenere nel limite massimo del 6 per 1000 l'aliquota che la legge non permette di superare.
un'incoerenza, detto pure, può sembrare, ricordo bene, l'assessore di riferimento, può sembrare poco coerente, l'attività, ma è una tassa vera e propria che va a incidere su tutti i cittadini e possessori di immobili in questo paese. Qualche sacrificio andava fatto, perché no? A me sembra un po' esagerato. Anche perché coprire poi non è il costo del 64,86 come diceva Libera. Non è il stesso. Sono 53.000 euro, ma non è il costo del 64%. Il costo è intorno al 45% di copertura, perché è sbagliato, ma questo è un errore. L'abbiamo rilevato, sì, ma l'abbiamo rilevato, quindi non è un errore materiale. Poi, voglio dire, i bilanci, i trasferimenti dello Stato, sia pur ridotti, ma devono essere sempre e comunque, ma questo non lo dico io, l'avete detto voi, devono sempre e comunque essere compensati con nuove tasse. Un cambiamento, se l'aspettavano questo. Cambiamento non c'è stato, la cosa più semplice è stata passata. S'accusava la precedente amministrazione di tassare. La prima cosa che facciamo è diminuire le tasse. C'è un problema. Io vedo somme che non fanno parte della tassa. Quota parte spese pubbliche, sicurezza e vigilanza. Si cerca di trasportare il costo del personale che è alimentato da altri fondi con questa tassa. Allora che cosa dobbiamo fare di questi maggiori introiti? 20.000 euro del dipendente, altri 53.000 euro, sono 70-80.000 euro, che vanno a riflettersi su già sulle difficili vita, sulle difficili condizioni economiche che noi stiamo attraversando in questo momento. Un po' di sacrifici ai cittadini, sono d'accordo, un po' di sacrifici anche all'amministrazione, con qualche tanto discusso e tanto che se ne parlava in campagna elettorale, poteva essere fatto. Non è stato fatto, io ho avuto contrario. Premesso che consiglieri, liberamente non mi sembrano un termine appropriato, liberamente non abbiamo messo in una tassa. La legge io la responsabilità. No, faccia finire l'intervento, non è che ogni volta va lei. Allora, no, lei deve fare quello che si deve fare e poi in alcun modo, a meno che
non si metteva mano al portafoglio, noi il consigliere comunale, io sono disposto a metterla anche a zero. Premesso questo, deliberatamente non esiste, con un semplice motivo che quando tu devi garantire dei servizi, e torniamo ancora al discorso di busca dei 20.000 euro che ancora non sappiamo quante e in quale percentuale verranno ristorati, se verranno coperti dal tetto massimo della spesa del personale, questo lo potremmo vedere a fine anno, ce l'ho detto prima, ma in corso d'opera di adesso, è vero, sarebbe stata una favolosa ed eccezionale campagna elettorale per me, la giunta comunale, faccio parte, dire io la tassa la metto a zero, ci siamo fatti i calcoli, non è stato possibile, non c'era nessuna possibilità di poter andare a coprire i servizi diversamente, perché ci sono delle spese che già nel corso d'anno erano state già impegnate, erano già state sostenute in dodicesimo, e arrivare a luglio e coprire le spese di illuminazione e altre cose ti trovava in difficoltà per arrivare a dicembre, per non parlare delle ultime sentenze che sono arrivate. Premesso questo, l'ente comunale non ha altre risorse, ci sono delle proposte che noi andremo a fare, è vero, ma assumo la responsabilità, lo dico, ma non lo faccio perché voglio essere loiale, perché se c'era un'amministrazione che lo deve consentire, che non voleva applicare la IMU, la TASI, a maggio, ad aprile, quanto c'è stato dentro maggio ad aprile? Perché non ha fatto un regolamento ad andare a applicare a zero? E me lo dimostrava. Lei lo poteva, avrebbe potuto fare la sua amministrazione a maggio. Perché non aveva la situazione, non sapeva i costi che andavano a fare. Va bene, intanto avrebbe fatto la proposta. Però andando avrebbe avuto la proposta. Noi siamo stati costretti a correre dietro alle approvazioni che fortunatamente da luglio è sfruttata a settembre, di cose che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di poter affrontare compiutamente, come ha detto anche lei quando ha parlato con un regolamento che eravamo costretti ad applicare. Oggi siamo costretti perché queste tariffe entro il 10 giugno vanno approvate, il 10 settembre e inviate a me, siamo costretti ad analizzarli non con criticità e obiettività estreme, ma con una razionalità che delle volte non è palesata da quello che è lo spirito dell'azione amministrativa e politica. Ecco perché ci troviamo oggi, e fa specie, perché poi chiaramente io già ho parlato anche con dei grandi cittadini, normale, mi trovo in difficoltà a dire ai miei genitori, perché io probabilmente riesco a sopportare sulla mia persona la spesa della seconda casa che vado a pagare a casa mia anche nella tassa, ma chiaramente faccio difficoltà a pensare che ci sono persone che pigliano 400 euro a sopportare anche l'1,5 per mille dell'IVA. Mi auguro che il 2014 passi in fretta e ci consegna un 2015 che abbia delle prospettive migliorative e tutti insieme la andiamo a riconoscere, così cominciamo a vedere davvero l'azione politica e l'azione amministrativa. Questo è quanto, poi non lo so, poi saranno i cittadini che andranno a valutare, perché quando andiamo a fare un consiglio, quando andiamo a provare un bilancio di previsione che ancora non è stato approvato, andremo a farlo la prossima settimana di settembre, a fine mese, e ci rendiamo conto che ci sono delle situazioni che vanno affrontate se vogliamo mantenere in piedi la nostra comunità. Diversamente non possiamo fare. È chiaro, politicamente si possono fare tutte le scelte. Il sindaco Palmieri, la giunta Palmieri in 2 mesi non poteva permettersi il lusso di dire metta a zero, perché così avrei creato soltanto un dissesto all'ente, e sicuramente qualcuno sarebbe venuto sul comune a gridare la vendetta perché avremmo fatto delle scelte scellerate pur di salvaguardare la faccia di fare il politico per il voto. Onestamente io non voglio guadagnare un voto oggi, voglio guadagnare la stima dei miei concittadini da qui all'eternità domani. A me non mi interessa fare le cose coerenti, come interessa alla giunta Palmieri e penso che interessa a tutto il Consiglio Comunale. Non può essere coerenti con le cose che sono dette, anche i dati, vogliamo accusare gli altri. Io non ho accusato No, accusare gli altri di essere altre cose non vengono poi prese in considerazione. Poi capito questi problemi. Dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto. Chi l'ha fatta prima? Ribadisco. Voto favorevole? Voto contrario? Astenuti? Direttamente eseguibile? Passiamo al
6, determinazione dell'aliquota addizionale IRPEF per l'esercizio finanziario 2014. Parola all'assessore. Qua andremo un pochettino, Ci manca una delle. qua andremo un pochettino veloci perché tra l'altro parliamo dell'addizionale che viene stabilita di anno in anno per i redditi soggetti i residenti alle società l'aliquota stabilita nella misura dello 0,2 era già stata stabilita, quindi viene soltanto confermata quella che era già l'aliquota prevista per l'anno 2013, viene confermata abbiamo ritenuto coerente e giusto rimanere invariati questa l'aliquota perché già i sono colpiti da altre posizioni. Rimane sempre lo stesso discorso che potete cercare di cambiare qualche altra cosa, non ci va a essere diversamente. Quindi questa aliquota addizionale comunale sull'imposta delle persone fisiche per l'anno 2014 rimane invariata nell'aliquota e nella misura stabilita già nell'anno precedente. Come già espresso nel precedente Consiglio Comunale rispetto all'imposta unica comunale alla IRIC, io voto contro anche questo punto all'ordine del giorno. Per le già ampiamente discusse di cui ne parlasse, io voto contro, perché penso che la gente da questa discussione si aspettava anche qualcosa in più, cosa che al momento non c'è stata. Per questo io voto contro. Passiamo al voto favorevole.
accettato, vista la sensibilità degli attuali amministratori, qualche cambio di residenza. È l'unico modo per contribuire al nostro comune. In realtà non li ho visti, quindi mi auguro che a breve si faccia questo passo, perché se 4-5 amministratori cambiano la residenza e diventano residenti del comune di Roscigno, avremo questo 0,4% degli stipendi, insomma, a disposizione delle nostre casse. In attesa che avvenga tutto questo, ho voluto comprarlo con la speranza che accada e che anche voi contribuiate alle casse del nostro comune. Io accolgo favorevolmente, devo semplicemente verificare l'eventuale cambio di residenza che comporterà. Allora, posso non ho nulla in contrario a fare. Ma lo dico per ritengo che Peppino non gli stia bene, perché considerato che io pago sulla seconda casa a Roscigno, e tenuto conto che uno dei più costa 600 euro all'anno, se diventa residente, con mangiare venuto per me paghi 50 euro, quindi potrei solo la tua parte, solo la tua parte. Solo la tua parte, magari ci sarà un vantaggio diverso in altri casi. Io penso sia una cosa importante, non sei sulle residenze hai fatto un intervento che è importante, non andare a verificare chi ha la residenza e non vive e ha solo le agevolazioni, quello è importante andare a verificare. ma per un semplice fatto, se realmente si ha la residenza di comune, io sono 42 anni che sono residente qua. L'ho sempre pensato lì per fare il comune, perché ritengo che se ognuno di noi contribuisse per quel poco che può, il comune potrebbe, come dire, avere dei vantaggi economici. Aspettiamo questo segnale degli attuali amministratori che non hanno residenza qui, tranne la carissima Angela Sacca. Ma Di Tuccio gliela appoggia la residenza? Non ho capito. Di Tuccio gliela appoggia la residenza? Perché va a verificare che non ci sta e gliela appoggia. non ci stanno. Io li vedo presenti, poi non lo so. Ci stiamo. Altri interventi? La stessa falsariga prima noto che non vi è stato alcuno sforzo da parte dell'amministrazione per ridurre una tassazione. Per quanto riguarda invece il problema sollevato dal collega Staso, credo che stabilire la residenza in un paese significa anche viverci, certo, significa anche viverci, stabilire il centro della vita, familiare, non solo un centro d'affari, penso che nessuno di noi sfiori l'idea di trasferirsi solo per fare una cosa del genere. Il problema è come, e di qui la necessità di studiare sempre e comunque quelle condizioni per rendere ancora un paese vivibile e attraibile da questo punto di vista. Non ci sono stati particolari sforzi, per cui è una continuazione di una politica, diciamo così, fortemente criticata, poco. Ma solo una cosa voglio dire, io in riferimento a quanto ho espresso, ho visto, come dire, degli esempi poco distanti dal nostro comune, come Ceroli ad esempio, no? Oli. Lì c'è la tassazione più bassa d'Italia, cioè là proprio vale a zero, da quello che ho capito. Io posso adesso... Penso di sì. Posso darti un suggerimento su questo, per ragionare, là un metro quadrato, livelli, diciamo così, di valutazione cadastro, vale 5.000 euro. Penso che quando paghi l'imposizione di classe quadrata, sulle rendite che paghi, si possono fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però c'è qualcosa che poi ritorna. No, io dicevo questo, cioè rendere il nostro comune... Posso passare anche l'IRPEF se ho sulle entrate maggiori di quanto io non posso, e posso passare... Ma quello è il discorso. Ma questo non se si rende, è ovvio che bisogna fare un'operazione che non si fa in un anno, un'operazione che dovrebbe essere... Però secondo me mai si parte, mai si inizia, mai si fa. Purtroppo questi paesi non è un problema solo dello scimmio, è un problema ormai generale. Bisogna guardare pure quanto sono lontani le elezioni. Vabbè, sicuramente
visto insomma, come vengono utilizzati per questi strumenti. No, però dico, Ma io prego, costante verificazione quando c'è il momento elettorale, perché di solito queste vengono fatte a 6 mesi o un anno dopo, guarda caso. io mi sono già espresso in senso, quindi non voglio ripetere, però secondo me sarebbe opportuno iniziare a pensare aumento prima e poi sotto le elezioni di Luisa. Vale pure il contrario, se fate questo vale pure il contrario. Sarebbe opportuno iniziare a pensare a come ridurre realmente la tassazione in modo tale da attrarre non residenze virtuali a persone che più o meno stabilmente vengono a dimorare nel nostro comune. È ovvio che non si può pretendere, consiglieri, che io stia qui insomma tutti i giorni della settimana perché ognuno di noi lavora fuori e magari viene qui a dormire, ma in realtà il resto della giornata lavora altrove, quindi pur essendo residente diciamo che abita qui ci sta del poco, forse come me, insomma, a grandi linee. Poco di Ho detto a grandi linee, però sarebbe positivo fare cosa? Sarebbe positivo, visto che viene fatto quotidianamente, attrarre persone che vengono da grandi centri, come può essere Milano, può essere Padova, Bologna, Rosa, mettendo in evidenza la qualità di vita del nostro paese, mettendo in evidenza quello che di buono abbiamo e non facendo errori che sono stati fatti negli anni, non solo allo Scino ma nella zona, pensando che con una manifestazione, con un evento, con un qualcosa si vada a creare visibilità all'esterno. A mio avviso bisogna fare altro, bisogna prendere spunto dalle esperienze positive dei comuni vicino a noi, ma anche dalle esperienze negative, perché penso che a livello di esperienze sia positive che negative possiamo imparare e quindi iniziare a pensare realmente a quello che c'è da fare. Ora perché dico questo? Il mercato immobiliare tra virgolette è un indicatore, cioè ci fa capire se un territorio è vendibile oppure no, se un territorio è apprezzato all'estero oppure all'estero, insomma fuori dai confini nostri oppure no. Se una realtà come può essere Pollica o paesi cittadine simili, Pollica è fortunato perché è un luogo sul mare, quindi già attrae per sé, però con una tassazione molto bassa, con incentivi dati per fare attività, e questo io volevo collegare anche al discorso della ristorazione. Cioè se io vado a mangiare a Pollica, io ho il top del cibo, è ovvio che pago, ma a me mi interessa ben poco, infatti ne parlavamo qualche giorno fa con il comandante generale dei vigili urbani della nostra zona. Cioè alla fine io con piacere vado a pranzare a Pollica, pur dovendo fare 100 km se non più, ma l'andata 100 ritorno. Perché? Perché si è creato un circolo positivo, vizioso, tra virgolette, virtuoso, volevo dire proprio questo, virtuoso, più che vizioso, virtuoso, che ci consente di fare cosa? Di far lavorare tante attività, anche con una tassazione che penso sia più o meno come la nostra, adesso non conosco bene la situazione. Però alla fine uno guadagna e paga con tranquillità le tasse. Se non si riesce a creare un circolo positivo all'interno del comune, perché questo non si riesce ad ottenere, e si vede quello che accade, che piano piano le attività economiche e commerciali che ci sono nel nostro comune andranno a chiudere, perché se uno vuole leggersi soltanto sperando nella bontà dei pensionati che vanno a fare la spesa, che si comprano la pizza, che acquistano una cosa o l'altra, non andiamo avanti. Quindi se si inizia a pensare ad uno scigno visto nel futuro, bene, altrimenti tutto quello che si farà sarà inutile e scontato, perché non porterà nulla. Sindaco, giusto, è un fuori programma, se me lo consente. Abbiamo parlato di Pollica da Ceroni. Volevo dire famiglia. Abbiamo parlato, lo faccio io per essere il sindaco che dà la possibilità. Ma brevemente, 2 parole. Oggi ricorre il 4º anniversario della morte di Angelo Massato, un sindaco Pollica Ceroni che ha stabilito le basi per far sì che quel territorio, non solo Pollica, non solo Ceroni, Gruppi, Cezio, le varie frazioni, ma quel territorio possa oggi assumere una valenza nazionale, mantenere blu, ricercare, cucina sostenibile, sono food, presidi importanti. 4 anni l'assassino non è stato ancora ritrovato. Alla famiglia e a tutti i cittadini di Pollica
il nostro affetto, la nostra vicinanza, noi anche perché Angelo Vassallo di questi luoghi era innamorato, tant'è che la strada del parco era una sua, diciamo così, suo chiodofisso, un suo padrone per far sì che questo territorio potesse regolare e avere un momento di collegamento alla sua famiglia e ai suoi concittadini, la vicinanza da parte mia, penso, dell'intero popolo di Cina. Noi ci associamo, ovvio che poi soprattutto la famiglia che vive, sai, una situazione di questo tipo. Io ho avuto il modo anche di fare un convegno nel Lazio con il fratello di Vassallo, la presentazione del libro che lui girava per l'Italia. Fui contattato per fare questa cosa in Regione Lazio e mi sono messo a disposizione e parlava della legalità. E lì facevo un bel convegno dove venne anche il presidente dell'ambasciata della legalità che è stato collaboratore col Servini a Falcone, e spero che prossimamente ci venga a trovare via Procillo, visto che io faccio parte di quel Parlamento della legalità e stiamo vedendo di portare su altri territori questo tipo di iniziativa, dove si aprono le ambasciate della legalità e il 18 di ottobre faremo la presentazione dell'anno accademico del Parlamento della legalità alla Camera dei Deputati. Quindi poi, se ci sono consiglieri che vogliono partecipare, mi farò carico di farmi mettere in lista anche qualche cittadino, un segretario, ho la possibilità di poterlo fare. Quindi ci uniamo a quello che ha detto il consigliere Mazzei e ricordiamo la figura di Vassallo, che è una persona che si è dedicata per questo territorio, e noi cercheremo degnamente anche noi di fare la nostra parte di ricordo di un sindaco che ha dimostrato di saper amministrare e fare. Ritornando all'argomento numero 6, penso che possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Direttamente seguiti? Passiamo alla determinazione principe. Questo documento. Vabbè, con la delibera non andiamo null'altro che a confermare qual erano all'inizio dell'anno passato, gli importi delle concessioni dell'anno passato. Con questo vorremmo fare una proposta al consesso da valutare e di mettere in piedi, perché chiaramente diversamente non si deve fare, di individuare un meccanismo tenuto conto che sembrerebbe, come già stato discusso in sede di approvazione di bilancio di consuntivo, che gli importi delle concessioni erano abbastanza esosi, ce li siamo trovati. L'assessore e il consigliere Mazzea ha detto che si è trovato, non siamo andati a muovere, ci troveranno in corso d'opera. La nostra proposta era quella di poter arrivare al massimo di poter conciliare i requisiti che sono stati già connessi alle persone, perché chiaramente a chi ha pagato 3.000 euro o 4.000 euro l'ha preso per 99 anni, chi ha pagato 1.500 euro l'ha preso per 25 anni o 3.000 euro per 2.000 euro per 25 anni. È chiaro che andando a ristrutturare quegli importi, che è quella che noi ce lo studiamo di fare, ci dobbiamo porre due problemi. Uno, nella ristrutturazione, è una delle mie idee, è quella di portare 2.000 euro a 99 anni, quindi significa parecchie cose. Chi ce l'ha 25 anni dovrebbe, o
mi sembra qualcosa in più, non 1500. O forse sì, 1500. 2000 erano i nuovi sì. Noi ricordavo 2000, diciamo. E quindi diciamo 1750. No, perché se noi portiamo il 1500 a 2000 euro e portiamo da 25 a 99 anni, ciò significa che gli diamo un'agevolazione, nel senso che gli allunghiamo il periodo di concessione. È chiaro che dovrebbe, chi vuole adeguarsi, corrispondere a 500. Di contro, che succede? Che chi si trova ad aver pagato 2000 euro e si trova una concessione di un altro signore che ne ha pagato 2000, c'è una sperequazione. Ma perché sono 5.000 di serie qui? Quindi si dovrebbe portare 4.000, 3.000 per il residente, no, diciamo 4.000 le cose massime. sì, 4.000, però noi non ci sono state persone non residenti che hanno speso 4.000 euro, c'è stato comunque. E quindi va bene, il discorso è lo stesso, perché dovremmo andare a discutere su questo, nel senso che se noi vogliamo rendere davvero un servizio anche alla collettività, portare a 99 anni i residenti, a 2000 e i non residenti a 2005, e riducendo chi oggi ha pagato 3.000 euro, dovremmo trovare il modo e la maniera di ristorare la differenza che ha pagato da 3.000 portandola a 2.000. Senza indagare chiaramente, anche perché chi ha sottoscritto un contratto di concessione non gli puoi andare a togliere per diritto quello che ha acquisito. Chiaramente gli puoi riconoscere che se a una persona che dici benissimo, tu hai fatto 25 anni, hai fatto con una concessione di 25, te la portiamo a 99 se corrisponde 500 euro. Ed è una scelta libera, non gli tocchi nulla, ti dà la possibilità con 500 euro di prendere. È chiaro che chi ha pagato 3.000 euro dice ma perché quello che lo porti con 500 euro a 2.000 euro per 99 anni io non pagare 3.000? Lo devi mettere in condizione di, premesso che non c'è la possibilità anche normativa, perché si realizzerebbe con danno erariale restituire delle somme per un'operazione già fatta, si dovrà individuare per quelle persone o un'agevolazione particolare o una forma di ristoro anche in termini di altri servizi e altre cose. Quindi vorrei che insieme andiamo a valutare, perché non è diciamo, sostenibile, non è ammissibile che oggi ci sono persone che per un lavoro di scelta pagano con l'aliquota massima della famiglia. Mi sembra davvero abbastanza. In considerazione del fatto che se noi andassimo a vendere tutte le 99 euro a 2.000 euro, incasseremo qualcosa come 150 e passa mila euro. E 99. Quando comprano 99, la tornazione, le simulazioni, no, è quello che stava arrivando a parte che sono quelli vecchi già. Poi però ci sono un discorso perché andremo a risparmiare, se riusciamo a vendere tutte le 99, perché noi ne abbiamo venduto 33, 34, quindi ce ne abbiamo altri 60 ancora da vendere, con 160.000 euro di incassi e 60.000 euro già pagati, noi abbiamo un netto realizzato. Se non quello che adesso c'è essere previsto, però quasi dopo. Sulla relazione che abbiamo fatto a giugno c'era scritto una delle artisti, sarebbe una quindicina di persone. Sì, sono 45.000 euro. 45.000 persone. Noi abbiamo incassato 45.000 euro, in cui uno Questo c'è di una concessione di città, due più altre 4. adesso 24, 27, 29. 29 euro. Perché noi abbiamo arrivato a 50.000 euro, scarsi 50.000 euro. Sì, 42.000 euro per incassare.
E poi tutti quanti hanno pagato. Perché non hanno pagato, tutti quanti stanno continuando a pagare. Ma come? E quindi si dovrebbero, anche 160.000 euro, se stanno abbiamo spesi, ci pensano 100.000 euro che vanno destinati sempre per attività diretta, perché sono fondi vincolati per la miglioria, l'implementazione, l'abbellimento, la manutenzione del cimitero, si potrebbero utilizzare o a realizzare degli altri loculi o a fare altri tipi di interventi sempre sull'area cimitero. Questa era una delle nostre valutazioni che vorremmo condividere e vorremmo anche portare all'attenzione del pubblico consesso, compreso soprattutto i cittadini, per far sì che si diventi un pochettino più accettabile, perché quello che ci siamo detti già giù, il costo dell'opera è stato di circa 630 euro. Non è che il costo dell'opera è stato il costo non considerato i marchi, non considerato tutta una serie di cose che se riuscissimo a vendere qualche loro potremmo cercare di fare questo tipo di intervento anche con chi ha sostenuto 3.000 euro cercando di dire benissimo ti copro i marchi, ma quell'altro che trovo un altro tipo di sistemazione. Però vorrei che valutassimo questo tipo di opportunità, di possibilità soprattutto per le nostre persone anziane che hanno scelto la stragrande maggioranza. Queste qua. Quindi la delibera attuale è quella di confermare gli anni di concessione e gli importi di canone che sono rapportati alla identica delibera già approvata a dicembre del 2013 con la precedente amministrazione. Come già espresso in sede di bilancio positivo e consultivo, il mio parere è negativo. Uno, perché gli importi sono rimasti tali. Mi auguro che quanto appena riferito dall'assessore e delegato di bilancio si possa realizzare nel più breve tempo possibile. Fino ad allora, insomma, io sarò sempre contrario, perché secondo me queste qui sono cifre assurde, come già detto anche dall'assessore, rispetto al servizio offerto. Insomma, il rapporto costo-beneficio, tra virgolette, insomma, non mi sembra ideale. Questo è il motivo per cui io voto contro. Io, per riprendere un po' il discorso dell'assessore, ma già come consigliere, non come sindaco, quei 2 anni che ho fatto prima di cedere il passaggio alla nuova amministrazione, già in quell'epoca dicevo, scusate, abbiamo un esempio importante. A Roscini sono costruiti locali con mano, per un valore di 1.600, massimo 2.000, con mano, tutto diversificato, concessione 99 nani, 25 nani. Una parte tutta a sinistra, 25 nani, per dare la possibilità di fare il turnover, il ricambio, con l'altra parte non. Anzi, mi sono trovato che parte dei 99 nani sono stati tenuti per quest'altra parte riservata ai 25 nani. Questo non lo so perché è la parte del progetto, di spregio a dentro. La cosa che mi chiedevo, poiché c'è questo precedente, questo vengo a te per dare l'aiuto, se c'è stato un precedente e c'è stata un'analisi del prezzo, allora, no, adesso ne parliamo, dice, c'è stata un'analisi del prezzo, perché nella seconda tornata, quando si è deciso di adottare queste, fu fatto anche una mia interrogazione, un mio ragionamento, chi ha, con quale criterio hanno sostenuto che quello dove stiamo stagliando. Allora io vorrei capire, all'epoca non mi fu spiegato, nessuno seppe dire chi ha stabilito quel prezzo. Oggi c'è la possibilità di fare un esame. Nuovi elementi vengono in aiuto a queste cose, a queste
rescindere il contratto per eccessiva onerosità o chiedere una restituzione perché il prezzo era maggiorato rispetto ai costi di esercizio, al costo dell'impianto. Ci sono le motivazioni per poter tornare indietro. Chiediamo immediatamente, verifichiamo perché quel costo, abbiamo una pezza d'appoggio importante, andiamo a fare un riesame in consiglio di quello che è stata, poi dobbiamo trovare noi insieme il modo per fare tornare i soldi ai cittadini che hanno versato in modo speculativo rispetto a quanto è stato dato in un posto migliore rispetto a quanto è stato dato da solo. Allora io sono d'accordo, accetto la sfida e in questo senso voglio essere d'accordo, ma deve essere fatta la cosa, in questo momento è una sfida. Però vengo di questa cosa, prescindere da una proposta, perché all'epoca, come accade molto spesso, le proposte non vengono suffragate da elementi tecnici importanti che servono a dare un minimo di conoscenza. Questa fu data la risposta a lei, nessuna risposta. Anzi, questo fu l'interrogativo. Nessuna risposta è stata data. Allora, su questo in questo momento, sul momento d'attesa, mi astengo un po'. No, io adesso ho trovato una sensibilità, non l'ho trovato, ci fossero state altre persone che avessero ragionato in questo senso, pure da quest'altro parte, da quest'altra parte. L'amministrazione Guardieri ritiene di voler approfondire questo discorso e chiaramente recedere dei contratti che sono stati stipulati. Dobbiamo accettare la sfida. No, la sfida la possiamo accettare, ma deve Cosa abbiamo inganato? È percorribile. La sfida migliorativa. La sfida non sia percorribile, come dire. La sensibilità ce l'abbiamo, anzi mi fa piacere che il consigliere Mazzei trova in questa amministrazione una sensibilità che non ha trovato nella sua maggioranza. No, nel consesso. No, anche nella sua maggioranza. No, nel consesso, ne abbiamo parlato, lei era assente, ne abbiamo parlato. Nella sua maggioranza, perché quello che noi stiamo facendo doveva farlo anche lei. No, non abbiamo parlato, però ci siamo trovati sempre come abbiamo trovato un interlocutore, lei ha trovato un interlocutore su questo argomento. Cioè, dico, mi fa piacere che ha trovato un interlocutore. Scusa, lei se la presenza su questo argomento abbiamo provato le verifiche. Però dico le cose, comunque se si fanno, si fanno nell'interesse generale, va sempre bene. Però dico che con l'ufficio tecnico noi ci faremo carico di farlo, però poteva essere. Devo dire che effettivamente quei posti non hanno ragione di esistere. Non hanno ragione di esistere. Cioè io devo dare la possibilità, ecco, a un riesame, ma tecnicamente se è fattibile, questo lo so. Però dico, c'è questo riesame poteva essere fatto anche quando aveva la sua maggioranza. Lei ha chiesto prima. Quindi Lei aveva un dovere da fare. Ma lei aveva un dovere, un consigliere come sto facendo io, non l'ha fatto. Cosa le devo dire? E poi dovete interrompere con l'amministrazione quando approvate la tariffa e dire anche questo. Io la mia posizione a suo tempo è stata Va bene, non voglio ripetere, no? Se lei fosse stato presente, probabilmente ci avrebbe illustrato. Dico no, non voglio illustrare niente a nessuno, perché sono l'ultimo che posso insegnare, però posso dire che la sua maggioranza poteva avere. L'abbiamo fatto, lei da sé, l'abbiamo parlato. Sono state cambiate le tariffe? No. Ne abbiamo parlato, no, non abbiamo parlato. Vabbè. Anche lei sapeva la stessa tariffa. Ma sicuramente io l'ho spiegato la stazione. E ho dato un'indicazione, ho trovato una persona responsabile. Dico, stiamo approvando le conversioni che ho dato alla stazione del bilancio. No, infatti, ho trovato una somma perfetta. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Evidentemente seguiti. Passiamo al punto 8. La cosa ci fa piacere perché oltre a trovare la sensibilità sul nostro territorio, il punto 8 dimostra che quando svolgono le amministrative
per la collettività non anche l'adesione di altri territori. E questo parlo della gestione associata intercomunale della polizia locale, perché come al suo tempo dissi, siamo stati incaricati noi come comune capofila sulla sicurezza e la vigilanza, quindi ci siamo fatti carico di creare e produrre della documentazione che ci porterà, spero a breve, non so adesso quanti comuni hanno aderito fino adesso, quasi tutti, però stasera Ottati, oltre ad aderire al progetto, aderisce proprio al servizio associato alla vigilanza, quindi un passo in più verso il famoso accorpamento e associazione dei comuni sui servizi. Con la data di la regionale, una missione allora, questo ci fa piacere perché il sindaco di Ottati ha ritenuto importante per la sua amministrazione aderire all'associazione relativamente al servizio della polizia locale. Questo ci permette di poter, oltre a fare rete con un periodo umano di 60 anni, ma anche stando associato a noi, poi sottoscritto quanto commissario di situazione penale legata alle risorse del comune. Allora, noi, amministrazione, pensiamo che l'accorpamento dei servizi non deve essere solo la mera aggregazione su carta, ma oltre all'aggregazione dei servizi ci deve essere anche una progettualità su quel tipo di associazione che realmente in campo, perché molte volte si segue il precetto normativo dove sulla carta risulta l'associazione del servizio, mentre poi in pratica molto probabilmente quel tipo di associazione del servizio non ti porta un risparmio, ma ti porta un aggravio di spesa. Allora, solo integrando una progettualità tale che ti permette anche di poter andare a prendere risorse, come ad esempio regione con finanziamenti dedicati al comparto sicurezza e sulla sicurezza stessa, Ministero dell'Interno, comunque ci sono realtà dove presentando un progetto di qualità può venire in aiuto per l'associazionismo che sta avvenendo sui servizi. Noi appena avremo l'adesione definitiva di comuni il 20 settembre, io mi sono fatto carico di parlare anche con il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri per cercare anche di trovare un ausilio importante sul discorso della progettualità legata alla sicurezza del territorio. Lui ha dato massima disponibilità, anzi vede questa riorganizzazione in modo molto interessante. Cosa che faremo anche con il comandante del gruppo di Empoli, che doveva incontrare negli scorsi giorni, però io sono stato impegnato, forse sono trovato alcune cose, abbiamo preferito rinviarlo. Incontreremo il comandante del gruppo di Empoli della Guardia di Finanza, dove cercheremo anche con loro di poter innescare un protocollo d'intesa relativo a sempre i presupposti della legalità e anche perché credo che sia importante anche l'aiuto della Guardia di Finanza, visto che noi da alcuni appartenenti conosciamo la zona delle metodologie, soprattutto sulle gare d'appalto, perché molte volte il comune non è nelle condizioni di capire con quale soggetto si va a confrontare sul lavoro. Quindi chiederemo un aiuto sia alla Guardia di Finanza, però tutto ciò vogliamo chiudere poi in un protocollo d'intesa stipulato alla presenza del prefetto e con la prefettura stessa, perché solamente organizzando una rete con istituzioni e reparti territoriali che sono nelle condizioni di avere un monitoraggio continuo delle vicissitudini delle vicende che coinvolgono tanti operatori del territorio, sicuramente questo comune può garantire quel minimo di legalità nei rapporti che si vanno a innescare, perché poi capita spesso che partecipano imprese e poi si scopre il motore di mafia, camorra, casamesi. Allora vogliamo quantomeno garantire chi opera nel settore e soprattutto garantire le persone che operano in questa amministrazione. Ottati ha preso atto del protocollo d'intesa, ha preso atto che è un progetto dove molto probabilmente
le risorse idonee verrà potenziato e organizzato e farà sistema, anzi io già mi sono fatto carico di parlare, vista la nostra presenza su Roma, abbiamo speso 2 parole con chi è preposto poi a livello nazionale a creare progettualità legate alla sicurezza e molto probabilmente potrebbe essere un progetto pilota di una grossa struttura che si occupa di sicurezza da poter proporre poi ripetere su altri territori. Un progetto pilota. Allora a me fa piacere e accogliamo con modo positivo l'adesione del comunità e passiamo alla votazione. Io su questa cosa ci hanno fatto una richiesta da Gesù e prassi in passare del Consiglio Comunale già ha fatto quindi pongo in votazione se non ci sono domande